Momento importante il camper qui ad Agrigento, nel territorio agrigentino, per rispondere anche alle tante istanze, ai tanti bisogni che arrivano dalla gente. Ecco, ne arrivano, Presidente? Arrivano numerosissime istanze, perché io inviterei tutti a venire il giovedì, la giornata nostra di accoglienza, per vedere quello che succede. E la nostra manifestazione di oggi vuole rispondere ai 40 anni passati dalla promulgazione della famosa legge 194, la legge sull'aborto, chiamata eufemisticamente interruzione volontaria di gravidanza, ma in realtà è una cosa bruttissima, è una stupidità dell'uomo, perché è come se l'uomo uccidesse se stesso. Milioni e milioni di bambini che non vengono più alla luce. Questo è un fatto gravissimo a cui la società deve pensare e deve dare delle risposte, perché la vita è il bene più prezioso che abbiamo e va difesa sempre ad ogni costo. Siamo attivi appunto da 18 anni, abbiamo salvato quasi 1100 bambini dall'aborto innanzitutto, dalla crisi economica, da una gravidanza indesiderata e non voluta, e quindi noi siamo al servizio tramite volontariato per aiutare questa donna in difficoltà. La donna chiaramente non è mai sola, ha sempre un compagno, un marito, altri figli, e quindi è giusto che non venga mai lasciata sola, ma venga sempre seguita, accompagnata in questo bellissimo percorso della vita.